il signor Davide Gersi di Genova, coadiuvato dai signori Stefano Beltrone di Albano Laziale e Vincenzo Solecaro di Valletta. Quarto ufficiale è il signor Luca Candeo. Due sole vittorie in 18 partite da 8, il Vicenza non riesce più ad imporsi sull'avversario. La classifica non può non preoccupare, in piena zona retrocessione la squadra di Marino è terzultima, meno 4 dalla salvezza. Il Trapani è imbattuto da 4 giornate, un solo KO dalla fine di gennaio ad oggi. I playoff sono ancora lontani, ma alla fine del campionato manca ancora tanto e sognare da sempre non costa nulla. Primo posticipo della 31esima giornata, la numero 10 del girone di ritorno. Buon pomeriggio da Davide Polizzi. Domani sera alle 20:30 in campo Cagliari e Perugia. Tra pochi istanti Vicenza e Trapani. Cominciamo subito con le formazioni, partendo dalle scelte di Marino, che cambia qualcosa rispetto alle ultime uscite. Giocherà a 3 dietro il Vicenza con Adejo, Ligi e Brighenti davanti alla porta di Vigorito. Sampirisi avanza sulla linea dei centrocampisti, sarà 3-4-3 con Laverone a destra, Moretti e Signori confermati in mezzo, Sampirisi a sinistra, davanti il tridente con Galano e Bagua e Rajcevic. Cosmi conferma in blocco l'11 sceso in campo contro il Cagliari 8 giorni fa. 3-5-2 il modulo. Nicolas tra i pali, Perticone, Pagliarulo e Scognamiglio in difesa. Fazio da una parte, Rizzato dall'altra, in mezzo Eramo con Coronado e Nizzetto, davanti Citro e Bruno Petkovic. Queste dunque le scelte dei due allenatori. 4 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 8 giornate per il Vicenza, le ultime 2 vittorie in fila contro Modena e Perugia, la 21esima e 22esima giornata. Prima di allora però ancora 8 partite senza successi, ancora 4 pareggi e 4 sconfitte. Di fatto in 18 turni, e sono tanti, la squadra di Marino ha raccolto appena 14 dei 54 punti a disposizione, lasciandone per strada 40. Anche così si spiega il terzultimo posto, 31 i punti in classifica, 30 la Salernitana, 23 il Como. In questo momento il play-out se lo giocherebbero Pro Vercelli e Livorno, che sono a +2 sul Vicenza. La quota salvezza d'oggi è stabilita da Ascoli, Modena e Latina, che di punti ne hanno 35. Insomma, ritrovando un successo che manca da 8 giornate, oggi il Vicenza scavalcherebbe 2 squadre, portandosi a -1 dalla salvezza. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, tra poco si parte. Ci fermiamo un attimo, Super Spot. Tutto! Meravigliosa cornice di pubblico qui alla Menti di Vicenza. Problemi societari sì, ma i tifosi sono con la squadra. È un match molto delicato contro il Trapani, il primo di 2 da giocare in casa. Tra 6 giorni il Vicenza riceverà il Cagliari di Rastelli, una partita per volta, ma a maggior ragione il Vicenza deve provare a vincerla. Occhio però al Trapani, che è in serie positiva da 4 giornate, che ha perso solamente una delle ultime 7 partite. Curiosamente poi i ragazzi di Cosmi hanno pareggiato le ultime 3 giocate in casa e vinto a Perugia e Pescara nelle ultime 2 in esterna. Insomma, quello delle ultime settimane è stato un Trapani formato trasferta, che deve ancora guardarsi le spalle, perché in fondo alla classifica tutto può ancora succedere. Allo stesso tempo però il Trapani deve guardare al prossimo futuro con ottimismo, perché i playoff al momento distano 7 punti, 4 in caso di successo oggi a Vicenza. Arbitro del match Davide Ghersini di Genova, la direzione numero 48 in carriera in Serie B, la 13esima di questa stagione. Un incrocio con il Vicenza, con sconfitta a Vercelli per la squadra di Marino, che avete visto poco fa inquadrato. Con il Trapani invece 2-0-0 con Perugia e Crotone del giovane Soricaro, i 2 assistenti, Candeo il quarto uomo. Abbiamo le potenzialità per tirarci fuori da questa situazione, ha detto ieri Marino in conferenza di presentazione. Se interpretiamo le partite con il giusto atteggiamento abbiamo già dimostrato di non essere inferiori a nessuno. Squalificato Cosmi, in panchina il suo vice Enrico Battistini. Prima di cominciare però vi ricordo al via tra pochi giorni la nuova stagione di Formula 1 e MotoGP. Domenica 20 marzo la Formula 1, appuntamento alle 6 del mattino a Melbourne, Gran Premio d'Australia su Sky Formula 1. Hamilton ovviamente resta il pilota da battere, ma le Ferrari sembrano sempre più vicine. Sempre domenica scatta anche la MotoGP alle ore 19 dal Qatar, con la rinnovata sfida tra Rossi, Lorenzo, Marquez e le Ducati. In pista anche la Moto3 con un team Sky ancora più maturo e combattivo. Saranno 3 i piloti del nostro team in pista. È tutto pronto al Menti, sta per cominciare Vicenza-Trapani. Penultima partita della 10ª giornata di ritorno del campionato di B, stagione 2015-2016.
Squalificato Cosmi, vi dicevo, 2 le giornate di stop inflitte dal giudice sportivo all'allenatore del Trapani, che sui social ha espresso pochi giorni fa la sua amarezza per questa decisione. Dopo 4 secondi il primo fischio di Ghersini, calcio di punizione per il Trapani. Perticone, Fazio, Perticone, pallone intercettato e messo in fallo laterale. Poi sempre da Lito Fazio, la rimessa è per il Vicenza. Pallone lungo a cercare la deviazione di Rajcevic, che controlla, salta Fazio, ancora Rajcevic. Era arrivato velocissimo Sampirisi, fermato però dalla difesa del Trapani. Poi l'intervento di Signori, altra rimessa laterale, l'auto questa volta è accordato a favore del Trapani. È già altissimo il volume del Menti. Servirà una grande partita alla squadra di Marino per tirarsi fuori da una situazione molto complicata. Adejo, ancora il fallo laterale, arriva per la rimessa non a Lito Fazio ma a Romano Perticone. Sarà il 2 del Trapani a rimettere in gioco il pallone. Si propone Eramo, poco spazio da quella parte per il Trapani, ancora Eramo, vicino c'è Fazio. Servito Fazio in chiusura, è andato Federico Moretti, poi il pallone rilanciato in avanti, troppo lungo però per Filip Rajcevic. Scognamiglio dietro per Nicolas, che rischia sull'aggressione proprio dell'attaccante montenegrino. Brighenti di testa, capitano della Vicenza, riesce a trovare Ibagua con un sombrero, ancora Ibagua. Buona difesa del pallone sull'attacco di Coronado. Gioca a destra ora il Vicenza con Ibagua. Arriva velocissimo l'Averone, Ibagua contro 2, va giù, si rialza contro 3, ancora Ibagua con caparbietà, va a riprendersi palla. Alla fine però è lui a commettere fallo, almeno secondo Ghersini. Calcio di punizione per il Trapani. Questa la trattenuta di Ibagua ai danni di Gennaro Scognamiglio. Proprio Scognamiglio per la battuta del calcio di punizione. Perticone, Fazio. Si muove al centro Nizzetto, l'ho visto Fazio, però non c'è lo spazio per servirle. Allora ancora Perticone, si abbassa Coronado. Pagliarulo, Scognamiglio, Pagliarulo, Nizzetto, largo a sinistra Rizzato, ignorato però da Pagliarulo, che insiste con Coronado. Il brasiliano, il giocatore a cui Cosmi chiede di impostare le manovre del Trapani. Grande qualità per il brasiliano, che quest'anno ha segnato anche 6 gol, non male. Scognamiglio, è partito Rizzato, si va però da Coronado, dietro per Nizzetto, controlla male, concesso il break alla Vicenza con Moretti, che però rallenta un po' la ripartenza della squadra di Marino. Sampirisi, tocco morbido in verticale per Galano, scavalcato dal pallone, contro 2, Galano deve inventare qualcosa, le finte, poi fa passare tra le gambe di Fazio, ancora Galano, Fazio di scivolata, si riprende il palla. Moretti in azione di disturbo per il Vicenza, poi Alessandro Ligi che rinvia, lo fa trovando il petto di Galano, pallone però conteso da Mirko Eramo. Galano, Sampirisi, Brighenti, Ligi, Adejo, c'è Ligi al centro della difesa 3 della Vicenza con Brighenti centro-sinistra, Daniel Adejo ex Regina centrodestra. L'ultimo anno e mezzo lo ha vissuto al Calloni in Grecia, ha debuttato già con la maglia del Vicenza contro il Crotone alla 28ª giornata. Ibagua punta l'area di rigore, ancora Ibagua, cerca lo scambio con Rajcevic. Ibagua è andato con il sinistro a giro, conclusione però centrale, bloccata senza fatica da Nicolas. Buona l'intesa comunque tra Rajcevic ed Ibagua, attaccanti simili ma comunque con caratteristiche diverse. Intanto qui arriva il primo cartellino giallo della partita, ha ammonito proprio Ibagua, che poi prova a spiegarsi con Scognamiglio. Rajcevic gli dice dai vattene, lascia stare. Chiaro che prendere un cartellino giallo dopo 5 minuti non è mai una grande idea. Qui al rinvio Scognamiglio, beh sì, intervento questo che Ibagua poteva serenamente evitare.
piede alto, piede a martello su Scognamiglio che rilanciava. Giallo è sacrosanto. Calcio di punizione per il Trapani. Di testa la presa Eramo, poi Petkovic, Citro anticipato da Adejo, ancora Trapani, Nizzetto prova a sfondare al centro, poi apre sulla sinistra per Rizzato, il cross è buono di prima, il colpo di testa abbastanza rischioso di Francesco Signori, vigorito in uscita, ha colpito male qui l'ex centrocampista del Novara. Ibagua lotta con Pagliarulo, è salito più in alto il capitano del Trapani. Altro pallone nella profondità a premiare lo scatto di Citro, contenuto molto bene da Adejo, poi con un fallo Citro. Fischia Ghersini, calcio di punizione per il Vicenza. Grande equilibrio in questi primi 6 minuti di partita tra Vicenza e Trapani. Petkovic, Fazio, Petkovic si difende dall'attacco di Galano. Scognamiglio, Rizzato si è abbassato, parte da lontana questa volta il centrocampista di sinistra del Trapani, poi Petkovic di prima, ancora in avanti per Citro, altra buona lettura della difesa del Vicenza. Ebagua, si rinnova il duello con Scognamiglio, spinto, va giù Ebagua, travolto da due avversari, è nervoso Ebagua. Chiaro che non lo stanno aiutando in questo senso Scognamiglio e Rizzato, prima Scognamiglio poi Rizzato, insomma rimane incastrato in un groviglio di gambe. Deve capire però Ebagua che la partita è ancora molto lunga, serve il suo contributo per tirar fuori da un periodo nero il Vicenza. È arrivato a gennaio dal Como Giulio Ebagua, intanto occhio qui, ha rischiato Nicolas, il tocco di Sampirisi con il pallone finito sul fondo, vorrebbero calcio d'angolo quelli del Vicenza, vorrebbero la rimessa invece quelli del Trapani. Vediamo un po', qui non benissimo per Ticone che scorta l'uscita di Nicolas, in ritardo Nicolas, l'ha presa prima Sampirisi, poi secondo me l'ultimo tocco è proprio di Fazio e infatti Ghersini assegna il calcio d'angolo, il primo di questa partita a favore del Vicenza. Galano per il corner, Ebagua, Ligi, Rajcevic, anche Brighenti all'interno dell'area di rigore. Galano, battuta profonda, Nicolas allontana, Rizzato prolunga, Citro di testa dietro per Rizzato, riparte il Trapani con Citro che è più veloce di Laverone, fermato però molto bene dal 27 del Vicenza. Signori, Rajcevic, controllo così, ancora Rajcevic però con rabbia, con grinta, va a riprendersi il pallone, poi lo gioca in orizzontale per Ebagua, occhio all'inserimento centrale di Galano, Ebagua da oltre 25 metri, la sassata di Ebagua con Nicolas che con l'altra mano ha messo in calcio d'angolo. Che giocata di Ebagua, che parata di Nicolas. Secondo calcio d'angolo consecutivo per il Vicenza, sempre Galano e i soliti del Vicenza all'interno dell'area di rigore. Galano a cercare Ebagua che la prende di testa, pallone finisce altissimo sopra la traversa di Nicolas. Sembra decisamente in giornata sì Ebagua, ha tanta voglia e si vede. Che bordata di Giulio Ebagua, mamma mia, bravissimo anche Nicolas. 31 i gol segnati nelle 9 partite che si sono giocate fino ad oggi, in media 3,4 a partita, veramente tante. Speriamo di divertirci, di assistere a tanti gol anche questa sera al Menti, un match delicatissimo soprattutto per il Vicenza, importante però anche per il Trapani che ha tutte le carte in regola per giocarsi fino alla fine della stagione la possibilità di chiudere tra le prime 8, la possibilità poi di giocarsi la promozione in Serie A ai playoff. Pagliarulo, Scognamiglio, è partito Coronado in chiusura, perfetta la diagonale di Daniel Adejo, rimessa laterale accordata al Trapani. Rizzato riesce a tornare davanti da Coronado e allora ancora Rizzato
va con il sinistro all'interno dell'area di rigore, c'è il solo Citro con Eramo, ha postato fuori Sampirisi, sfida in velocità proprio Eramo, il 31 contro il 27, in verticale Sampirisi, male Lito Fazio, allora ancora Sampirisi che poi prende un pestone, lascia giocare per il vantaggio Ghersini, Galano va fuori da Rajcevic, controlla e calcia, conclusione ribattuta, pallone che termina in fallo laterale. Ottimo avvio di partita per il Vicenza, con il Trapani che per il momento aspetta e prova a far male in contropiede. Moretti, Ligi, Brighenti, Galano accorcia, viene a prendersi il pallone, attaccato però da due avversari, se ne libera, lo gioca dietro con Adejo. Ligi, Vigorito, Rizzato, di prima per Petkovic, sbaglia Coronado, restituito il possesso al Vicenza, Dejo e poi Signori. Brighenti, avanza il capitano, lascia Sampirisi sulla sinistra, viene incontro Galano, pallone dietro per Signori, Adejo fa girare bene palla il Vicenza, bravo però ad accorciare il Trapani, a chiudere ogni spazio. Non a caso primo scudo del match è arrivato con una conclusione da oltre 25 metri, quella nata dal piede di Ebagua pochi minuti fa, la spinta di Laverone su Rizzato abbastanza evidente, accentuato però la caduta il giocatore del Trapani, per questo motivo Ghersini ha deciso di non fischiare. Ebagua, Rajcevic, Moretti chiama in causa Signori, vorrebbe palla Sampirisi a sinistra, arriva a dare una mano anche Brighenti, tocco di ritorno sempre per Sampirisi, gran palla di Brighenti, Sampirisi può andare al cross, Rizzato costretto a mettere in calcio d'angolo, il terzo in 12 minuti a favore del Vicenza, attacca la squadra di Marino, sta soffrendo un po' quella di Serse Cosby. Bello 1-2 sulla corsia di sinistra del Vicenza tra Brighenti e Sampirisi, perfetto il tocco di ritorno, poi di prima Sampirisi, pallone potenzialmente interessante messo dentro. Galano in uscita, Nicolas si fa sfuggire dalle mani il pallone, poi rinvia, non lo fa benissimo. Moretti, Brighenti, Signori, Sampirisi, Ligi con l'esterno per Galano, è uscito altissimo in pressione su di lui Perticone, il Trapani riconquista palla, occhio perché è scoperta la difesa del Vicenza, Perticone va in mezzo a cercare Citro, in traiettoria c'è Ligi che spazza il più lontano possibile, poi Rajcevic la gira bene di testa sulla destra per Lorenzo Laverone, in chiusura arriva Coronado, Laverone, altro 1-2 positivo per la squadra di Marino. Rajcevic, Laverone insiste con la corsa a destra, in orizzontale Ebagua, di fronte 4 difensori del Trapani, saggiamente apre sulla sinistra per Sampirisi, si avvicina Galano, questa volta non va all'1-2 Galano, poi il tocco di Signori, Moretti lascia rimbalzare il pallone, prova dalla distanza, tanta potenza, poca precisione, rimessa dal fondo. Ancora una volta però il Vicenza è costretto a cercare la soluzione dalla distanza, Trapani dietro sta chiudendo veramente ogni corridoio potenzialmente interessante. Sampirisi, Vigorito, direttamente il fallo laterale. Fazio, pallone recuperato dal Vicenza, Rajcevic nella propria metà campo per provare a far salire i suoi compagni, soprattutto per provare a creare un po' di spazio lì davanti. Ebagua con Galano che è andato al contatto a palla lontana con Perticone, chiede scuse Ebagua, si arrabbia invece Galano che voleva correre proprio in quella zona di campo, evidentemente Perticone con una grande esperienza ha fermato la sua corsa. Adejo,
Brighenti, Ligi, Adejo, lo scatto di Ebagua che arriva in tempo sul pallone, lo tiene vivo, ora a testa alta, un'occhiata e mezzo, parte il cross in chiusura per Ticone. Ottimo l'aggancio di Rizzato, pallone non facile da gestire, poi non riesce il dribbling, fermato da Moretti, poi Ebagua con una Veronica tra due, va giù, toccato, calcio di punizione per il Vicenza. Sì, è decisamente inserata Giulio Ebagua, vicinissima al gol qualche minuto fa. Qui altra bella giocata, calcio di punizione ora a favore della squadra di Marino, con Moretti e Galano che si avvicinano al punto di battuta. Moretti con il destro, Galano invece con il sinistro, conta i passi Gherzini, due uomini in barriera schierati da Nicolas. Adejo con Ebagua nel cuore dell'area di rigore del Trapani, un po' più dietro c'è l'Averone. 1, 2, 3, 4 e 5 giocatori del Vicenza nell'area del Trapani. Adejo, Ebagua, Rajcevic e Brighenti più defilato a sinistra. Tre giganti, Adejo, Ebagua e Rajcevic. È preoccupato il Trapani. Difende a zona il Trapani. Parte Moretti, cross interessante, Rajcevic non può arrivare, alle sue spalle il capitano, la sblocca Nicola Brighenti, primo gol in campionato e Vicenza avanti al 17° minuto, 1-0 Nicola Brighenti. Perfetto il calcio di punizione di Moretti, meno perfetta la difesa del Trapani. Brighenti che era partito defilato a sinistra ha preso un po' di sorpresa Scognamiglio e Pagliarulo che stavano marcando i tre giocatori più alti all'interno dell'area di rigore per quanto riguarda quelli del Vicenza. Brighenti che non è altissimo ma ha scelto meravigliosamente bene il tempo dell'intervento, di testa ha infilato Nicolas e ha portato in vantaggio il Vicenza, 1-0. Moretti, Ebagua va giù con un fallo Nizzetto, calcio di punizione per i padroni di casa. Galano, Sampirisi, su quella verticale c'è Rajcevic, Sampirisi invece prova a fare tutto da solo, chiuso da tre difensori del Trapani, ricomincia quasi dalla propria metà campo. Signori, pallone corto per Ebagua, non si fa scavalcare la difesa del Trapani. In questo momento Vicenza quota 34 in classifica. Ligi, problemi per Ebagua, ha preso credo un colpo al volto, ora stanno sbracciando i giocatori del Vicenza per chiedere a quelli del Trapani di mettere il pallone in fallo laterale. Colpo alla tempia, vediamo un po' qui il gomito che è abbastanza largo di Pagliarulo, poteva starci il fischio di Gherzini per assegnare il calcio di punizione a favore del Vicenza. È una furia comunque Ebagua, un po' troppo timido invece il Trapani. Questa è una novità considerando i risultati delle ultime settimane, soprattutto in trasferta. Fazio, Pagliarulo, vediamo se arriva la reazione della squadra di Cosmi che ricordo non è in panchina, in panchina c'è il suo secondo Enrico Battistini, che rischia di complicarsi la vita il Trapani. Riesce bene, palla al piede, fermato Eramo, alla fine Scognamiglio a rilanciare dalle parti di Citro. Ottimo l'aggancio nonostante il disturbo di Adejo, poi Adejo a chiudere su Petkovic. Rajcevic, si sta sacrificando tantissimo il giocatore montenegrino, dovrebbe magari festeggiare con un gol quella che è stata la sua prima convocazione con la nazionale maggiore di Montenegro. Rajcevic giocherà due amichevoli
contro Grecia e Bielorussia il 24 e il 29 marzo, dal 20 al 30 marzo, quindi l'attaccante non sarà a disposizione di Marino, salterà il match con l'Ascoli, sarà invece regolarmente a disposizione per la prossima partita molto importante contro il Cagliari. Una bella soddisfazione, vi dicevo, per Rajcevic, prima convocazione con la nazionale maggiore, considerando che fino a pochi mesi fa giocava in Lega Pro con la Lucchese. Beh, complimenti a Filip Rajcevic. Brighenti. Vicenza in questo momento a quota 34 in classifica, al quintultimo posto, a +1 sul Livorno, a -1 dall'Ascoli. Tanto Galano ad attaccare la profondità con Nicolas in uscita in presa bassa. Vicenza dunque in questo momento non salvo, ma a -1 dalla salvezza. Si è tirato fuori dal terzultimo posto, quello che invece porta direttamente in B senza neanche la possibilità poi di giocarsi il tutto per tutto al play-out. Scognamiglio, Rizzato, Petkovic sovrastato da Dejo, rimessa laterale per il Trapani. Rizzato, Scognamiglio, Pagliarulo, avanza il capitano del Trapani, poi lascia Perticone. Pagliarulo, ora il Vicenza ad aspettare, 11 giocatori sotto la linea del pallone. Ora il Trapani a trovare difficoltà nel cercare gli spazi giusti. Fazio, buona traccia interna per Petkovic, pallone un po' troppo forte però, e allora Dejo in chiusura. Laverone va a sinistra da Brighenti, mettendo un po' in difficoltà il capitano del Vicenza, che invece se la cava, riesce quasi a servire Sampirisi, che non può evitare la rimessa laterale. L'out è per il Trapani, 21:51 sul cronometro, sta vincendo il Vicenza. Fermato Signori con un fallo, calcio di punizione per il Vicenza, fallo commesso da Luca Nizzetto. Un paio di giocatori del Vicenza erano andati a chiedere spiegazioni per il mancato fischio invece dell'arbitro nella situazione di pochi istanti prima. Ligi, Brighenti, Galano, Signori, Adejo e Moretti. Moretti è tornato a Vicenza dopo la parentesi al Latina. L'anno scorso proprio con il Vicenza ha segnato 6 gol, non è ancora riuscito a sbloccarsi quest'anno. Anche Signori è arrivato nella finestra invernale di calciomercato dal Novara. Primo gol in campionato l'ha segnato però con la maglia della Vicenza, l'ha fatto contro il Pescara. Anche lui è tornato a Vicenza perché a Vicenza aveva giocato nella stagione 2009-2010. Adejo, ritmo calato subito dopo il gol firmato Nicolò Brighenti, perde un brutto pallone qui in uscita il Vicenza. Vediamo se ne approfitta il Trapani con Petkovic chiuso da Moretti, un po' fermo sulle gambe Bruno Petkovic, non ha avuto particolari problemi ad anticiparlo il centrocampista del Vicenza. Giù e Bagua, fallo di Scognamiglio, calcio di punizione per il Vicenza. Duello molto fisico quello tra Ibagua e Gennaro Scognamiglio, che è anche diffidato, deve fare attenzione perché dovesse prendere un giallo sarebbe costretto poi a saltare la prossima partita che il Trapani giocherà in casa contro il Livorno, altra squadra in lotta per non retrocedere. In uscita Ligi senza fare complimenti, direttamente in tribuna, fallo laterale per il Trapani. In piedi Battistini. Contro due Petkovic, ottima la difesa del pallone, poi Eramo bravo nell'aprire di prima sulla sinistra per Coronado, sterza Coronado, sovrappone velocissimo Rizzato, Coronado va dietro da Nizzetto, Rizzato di prima per Nizzetto, c'è spazio per andare al cross, un'occhiata in mezzo, parte il traversone, Ligi allontana di testa, Galano
anche lui è bravo a difendere il pallone, a prendere il fallo di Lito Fazio. Calcio di punizione per il Vicenza. Ghersini insegue il giocatore del Trapani. Questo è l'intervento di Fazio su Cristian Galano. Ligi, Rajcevic, di testa la presa Pagliarulo, poi Eramo, anticipato da Sampirisi. Galano sta giocando bene lì nel ruolo di ala sinistra. Sampirisi sta attaccando la profondità con continuità, ancora una volta Sampirisi non è finito in fuorigioco, poi spalla contro spalla con Fazio, si era alzata in verità la bandierina di Del Giovane, primo assistente di Ghersini. Un po' in ritardo è arrivato il suggerimento per Sampirisi, terminato al di là, vediamo un po' sì della linea dei difensori del Trapani, un gioco di poco ma sembrava onestamente esserci. Telecamera non perfettamente in linea. Brighenti, Citro con il tacco da Petkovic, ma era andato giù Signori che ha subito fallo. Calcio di punizione per il Vicenza. Già battuto, Galano corre, con lui c'è anche Perticone che non corre pericoli e mette il pallone in fallo laterale. Testa Rajcevic, ancora Rajcevic, prova con il destro, pallone che rimane lì. Moretti dalla distanza, fuori. L'ultimo gol Brighenti lo aveva segnato l'anno scorso alla 37esima giornata contro il Varese, gol decisivo nel match del 25 aprile del 2015. I gol nel totale l'anno scorso furono 3. Un gol questo che forse servirà a Brighenti anche per mettersi alle spalle quell'orribile infortunio che l'ha tenuto di fatto fuori dal campo per tantissimi mesi. Citro, Petkovic contro 3, Citro, Petkovic, l'1-2 si chiude, occhio dall'altra parte Eramo, in chiusura Brighenti, ha rischiato qui il Vicenza, buona manovra del Trapani. Ora Ghersini prova a ristabilire un po' quelle che sono le gerarchie in campo, vale a dire lui e l'arbitro, gli altri 22 sono giocatori e quindi a comandare proprio l'arbitro. Era andato giù Ebagua, contatto precedente, ma ha dato un pugno nel costato, questo ha detto Ebagua al quarto uomo che si è avvicinato proprio per verificare le condizioni dell'attaccante del Vicenza. Contatto evidentemente a palla lontana con Ebagua che è andato giù. Trapani, come da regolamento è giusto che sia, ha continuato a giocare. Signori, Adejo, Ligi, Fazio, poi Eramo alla cieca in avanti. Citro prova a prendere posizione su Ligi. Ligi fa valere esperienza e fisico, scambia con Brighenti che va in avanti da Rajcevic, fuori gioco di rientro. Calcio di punizione per il Trapani. Vediamo un po', c'è una leggera spinta di Scognamiglio su Ebagua. Non poi così violenta. Ebagua si è rialzato, può serenamente continuare a giocare questa partita. Scognamiglio, una cosa è certa, credo proprio che alla fine di questa partita Ebagua e Scognamiglio non si scambieranno il numero di telefono, non è che stiano facendo particolare amicizia. Perticone, Pagliarulo, pallone intercettato da Moretti.
errore di Pagliarulo, è 2 contro 4, rallentato Moretti. Ebagua prova a defilarsi sulla destra, proprio da quella parte corre anche Moretti. Ebagua, Laverone cerca dall'altra parte Galano, lascia rimbalzare Fazio che poi rinvia di testa, la prende Ligi. Nizzetto accompagna a sinistra come al solito in maniera molto puntuale Rizzato contro Laverone in orizzontale. Petkovic, le finte su Adejo, ancora Petkovic, va in mezzo da Coronado che controlla, poi calcia, deviazioni, Citro, scivolano in due, Citro limite dell'area, apre sulla sinistra per Rizzato, dall'altra parte chiamano palla in due, la conclusione di Rizzato, testraccio che è terminato sopra la traversa di Vigorito. Altra buona costruzione da parte del Trapani che ha portato alla conclusione di Rizzato. Rajcevic ha preso un colpo alla testa, è rimasto giù il montenegrino. In questi casi l'arbitro deve fermare il gioco. Colpo alla testa o infortunio che appare sin da subito molto grave. Negli altri casi bisogna continuare a giocare. Ha preso ricadendo un pestone dal suo avversario Rajcevic. Colpo però a dire il vero non alla testa ma sul collo, comunque molto doloroso. Ha avuto la peggio nello scontro con Luca Pagliarulo. Filip Rajcevic, la prima esperienza in Serie B, ha raggiunto la doppia cifra, 10 gol, 3 ne aveva realizzati l'anno scorso con la Lucchese in Lega Pro. Eccolo il gol che per il momento decide il match della Menti. Niccolò Brighenti per l'1-0 Vicenza. Rajcevic invece non riesce a segnare ormai da diverso tempo. L'ultima rete il 23 gennaio nella sconfitta della Vicenza subita al San Nicola contro il Bari. Pronti a rientrare Rajcevic e Pagliarulo. Bel gesto questo di Pagliarulo che è andato anche a dare una pacca sulle spalle dell'attaccante del Vicenza. Torna in campo Pagliarulo, torna in campo anche Rajcevic, si gioca 11 contro 11. Nizzetto, Rizzato di prima, male, para Marino, rimessa laterale per il Vicenza. Ebagua, Petkovic parte da lontano, dalla propria metà campo, brutto intervento di Federico Moretti. Arriva il secondo cartellino giallo della partita. Dopo Ebagua ha ammonito anche Moretti. Se non ho letto male, il labiale di Moretti è andato verso Gherzini, ha detto: Gherzini, è giusto che tu mi dia questo giallo per questo intervento, però, e poi stava recriminando evidentemente per un paio di falli precedenti. Ora richiamato anche Marino da Gherzini. Non ho capito molto dal labiale di Marino, abbastanza arrabbiato, parlava in modo molto veloce. Comunque credo anche lui stesse protestando per gli stessi motivi di Moretti. Citro, non una gran figura. Poteva essere una buona chance questa per il Trapani. Altra disattenzione della difesa del Vicenza con Citro partito in posizione regolare, sorpreso Adejo, poi di testa la prende Laverone che di fatto passa il pallone proprio a Citro, alza la testa, la abbassa, poi forse anche un rimbalzo Fasul dello stesso pallone che non ha permesso a Citro di calciarlo in modo preciso. Pagliarulo si libera del pallone prima dell'arrivo, poco prima dell'arrivo di Rajcevic. Scognamiglio
alza la gamba Moretti, alza la gamba anche Nizzetto, tutto regolare per Ghersini, poi Signori ferma Nizzetto con un fallo, Moretti va a protestare, deve stare attento Moretti, sta protestando dall'inizio di questa partita, ora però anche un giallo e un secondo significherebbe cartellino rosso, significherebbe lasciare in 10 i compagni, protesta anche Signori, calcio di punizione intanto battuto dal Trapani, ammonito anche Signori, sempre per proteste. Coronado, tocco morbido al centro, Brighenti al posto giusto, nel momento giusto, poi Petkovic riesce a controllare, Galano, pallone ributtato in avanti, Citro si gira sull'Averone, Citro, Nicola Citro, è un gran gol con il sinistro, quello del 18 del Trapani che pareggia la partita a 10 dalla fine del primo tempo, Nicola Citro, 1-1. Qui aveva perso palla Petkovic, poi Galano con Fazio e un altro tocco, è bravissimo a smarcarsi Nicola Citro che poco fa aveva fatto una brutta figura e qui si è riscattato immediatamente, di testa Perticone, lascia sfilare, poi calcia con il sinistro, incrocia la grande, batte Vigorito e pareggia la partita, è 1-1 tra Vicenza e Trapani, che partita! Gol numero 10 in campionato per Citro, il secondo consecutivo, a segno anche la settimana scorsa contro il Cagliari. Ottimo momento della stagione per Citro, gran gol il suo, 1-1. Aveva segnato anche contro il Pescara Citro, e allora sono 3 in 2 partite e 35 minuti, medie realizzative impressionanti, quelle delle ultime settimane per Nicola Citro che ha raggiunto quota 10 in campionato. Occhio perché ora la Vicenza ha accusato il colpo e allora Ligi di testa non vuole rischiare nulla, mette direttamente il calcio d'angolo, è arrivata la reazione del Trapani al gol dell'1-0 firmato Brighenti, l'1-1 con Nicola Citro e calcio d'angolo per la squadra di Cosmi. Sono arrivati in una sessantina anche dalla Sicilia per seguire il Trapani in questa sfida, ripeto, delicata per il Vicenza ma importante anche per il Trapani. Andrà Nizzetto dalla bandierina, 1, 2, 3, 4 e 5 giocatori del Trapani in mezzo, di testa la prende Rajcevic. L'Averone spaventato dall'arrivo di Coronado che commette fallo, calcio di punizione e cartellino giallo per il brasiliano. Coronado era diffidato, non sarà della partita la settimana prossima contro il Livorno. E anche qui direi che ha fatto benissimo Ghersini ad estrarre il cartellino giallo, partita bella ma anche molto nervosa. Bravo intanto Perticone ad uscire da una situazione per nulla semplice e a rilanciare il Trapani che attacca a destra con Nizzetto che fa correre a sinistra Coronado, dall'altra parte chiama palla Citro, le finte di Coronado in orizzontale, poi la tocco, Eramo va in mezzo, Ligi il calcio d'angolo. Ora bene il Trapani, meno bene il Vicenza. Imbucata intelligente di Coronado, Eramo che stava accompagnando al centro, si era inserito con i tempi giusti, non è riuscito poi Eramo a metterla dall'altra parte dove aspettava il pallone Nicola Citro. Nizzetto dalla bandierina, serie di blocchi in mezzo all'area di rigore, parte Nizzetto, di testa la prende Scognamiglio che arriva più in alto di tutti, più in alto di Brighenti, ma non riesce ad inquadrare la porta di Vigorito, rimessa dal fondo. Brighenti, Signori voleva far correre Galano che poi va a scontrarsi con Fazio. Fazio per difendere il pallone ha un po' sbracciato, ha colpito Galano che ora si rialza, se la prende proprio con il suo avversario. Ligi sempre da quella parte, sempre Galano in 2 tempi riesce a controllare,
Poi arriva anche al raddoppio Eramo. Perticone mette in fallo laterale. E il colpo l'ha preso Galano. Rajcevic la gira proprio per Galano, poi Moretti prova dalla distanza ancora una volta, tanta potenza ma poca precisione, non ci sono deviazioni, rimessa dal fondo. Adejo, meno di 5 alla fine del primo tempo. Rinvio di Vigorito. Petkovic lascia sfilare, rizzata alle sue spalle. Petkovic contro 2, gioca dietro. Rajcevic in anticipo su Scognamiglio, vorrebbe la rimessa Filip Rajcevic, gli ha dato ragione del giovane. L'out per i padroni di casa. Laverone, Rajcevic di prima, la gira in verticale per Ebagua. Scognamiglio davanti e pallone in tribuna. Altro out per la squadra di Marino. Chiusura di Coronado, nuovamente in fallo laterale. 41-17 sul cronometro, 1-1 il risultato in questo primo posticipo della decima di ritorno. Con le mani è pronto Laverone. Moretti chiuso all'ultimo da Coronado, poi Nizzetto per la terza rimessa laterale consecutiva a favore del Vicenza. Ebagua da dietro Nizzetto con le buone, poi Laverone va giù, contatto tra i due. E sempre Laverone con le mani. Moretti, cross basso, forte, teso, messo fuori da Scognamiglio, poi Petkovic rischia il dribbling, Adejo rimane lì, Moretti chiama palla a Rajcevic, cross però troppo avanti e corto soprattutto per Galano. Ebagua, Signori pensa per un attimo a calciare, poi Ebagua dice con un po' di fortuna il rimpallo, forse trattenuto, scivola, riparte il Trapani con Coronado che con l'esterno va da Citro. Petkovic elude il ritorno di Signori, poi Petkovic nella sua testa forse era uscito qualcosa di molto importante, anche perché perde un altro brutto pallone di Vicenza. Citro va in mezzo, Coronado salta l'uomo, Coronado! Igor Coronado la ribalta il Trapani in 7 minuti dopo Citro. Igor Coronado 2-1. Ma che errore della difesa del Vicenza, subito castigata, punita da Citro. E Coronado ha recuperato palla il Trapani con 2 tocchi. Citro ha messo in porta Coronado, poi bravissimo nel dribbling nello stretto, freddo, lucido, spietato davanti a Vigorito. Che errore di Signori. Citro in orizzontale, Coronado mette a sedere Brighenti e poi con il destro batte Vigorito e porta in vantaggio il Trapani 2-1. È 7° centro in campionato per Igor Coronado. Tutto da rifare per il Vicenza. Siamo quasi in media con i gol segnati nelle altre partite giocate fino a questo momento. Media, ripeto, di 3,4 gol a partita tra l'anticipo del venerdì e le partite del sabato. Qui siamo a 3. Fazio, azione insistita di Fazio che poi va giù, prende anche un colpo alla testa involontario da parte di Sampirisi. Si rialza Fazio, per fortuna nulla di grave. Poi con un fallo Rajcevic, calcio di punizione per i Trapani. Problemi alla gamba sinistra per Perticone. ...45 secondi al 45esimo. Tra poco scopriremo se Gherzini deciderà di recuperare qualcosa alla fine di questo primo tempo. Lancio lungo per Ebagua, di testa la prende Scognamiglio, insegue Nicolas che prima controlla e poi tira su con le mani. Scognamiglio, Rizzato, Adejo,
va a sbattere su Coronado, l'ultimo tocco del brasiliano, la rimessa per il Vicenza. Rajcevic si stacca da Nizzetto, gioca dietro con Signori, poi Brighenti, Sampirisi su quella verticale, si muove Galano contro Fazio, va giù, non ha commesso fallo, secondo Ghersini. Fazio, contropiede subito stoppato, quello del Trapani con l'errore di Citro, e il pallone messo direttamente in fallo laterale. 2 minuti di recupero, tanto Cosmi lascia la tribuna, credo per raggiungere gli spogliatoi, per parlare con i suoi ragazzi. Nicolas, anche se in teoria Petkovic, essendo squalificato, non potrebbe avvicinarsi. Coronado, Nizzetto taglia tutto il campo, pallone corto però per Fazio, in traiettoria c'è Sampirisi. Signori, Sampirisi, 60 secondi allo scadere dei 2 di recupero. Galano, forse questa è l'ultima occasione per il Vicenza per tornare negli spogliatoi quantomeno sul risultato di parità. Ebagua di prima per Rajcevic, corto di testa, la prende Pagliarulo. Ebagua, Sampirisi, è scattato Galano, l'ho visto Sampirisi, no look di Sampirisi per Galano, che poi sfida Perticone. È chiuso il Trapani, pallone messo fuori, Brighenti rischia il dribbling contro 2, con un po' di fortuna se la cava. Galano, Signori, 30 secondi al fischio di Ghersini, con il tacco Rajcevic, è rimasto fermo Ebagua. Difficile capire le intenzioni del Montonigrino per Giulio Ebagua. Pallone recuperato da Nicolas, 20 secondi e poi terminerà anche il recupero. Rinvio di Nicolas nella zona di Adejo, che la prende di testa. Arriva Petkovic, braccio sulla schiena da parte di Laverone. Petkovic non può evitare la rimessa laterale. 2 secondi, fischia Ghersini, finisce il primo tempo, sta vincendo il Trapani 2-1, che ha ribaltato il risultato in pochi minuti. Ci fermiamo, Superspot. Non dovrebbero esserci state sostituzioni nel corso dell'intervallo. Il Vicenza è tornato in campo con Vigorito in porta, Adejo, Brighenti e Ligi in difesa, Laverone, Moretti, Signori e Sampirisi a centrocampo. Ebagua con Rajcevic e Galano in avanti. Per il Trapani Nicolas in porta, Perticone, Pagliarulo e Scognamiglio in difesa, Fazio, Eramo, Coronado, Nizzetto e Rizzato a centrocampo, Citro e Petkovic in avanti. È cominciata la ripresa, si riparte dal 2-1 per il Trapani, si riparte dai gol di Brighenti, Citro e Coronado. Adejo, Laverone, passaggio corto per Moretti, pallone intercettato da Petkovic. Tanti errori gratuiti nella Vicenza, soprattutto in occasione dei 2 gol segnati dal Trapani. Nizzetto, Rizzato, Nizzetto fermato con un fallo a palla lontana da Laverone. Rizzato, vicino Ghersini, ha fischiato il calcio di punizione a favore del Trapani. Si rialza Rizzato, dialoga con un bel sorriso con Laverone. Calcio di punizione per il Trapani con Coronado e Nizzetto sul punto di battuta. Occhio al taglio di Citro sul primo palo, occhio a Petkovic che scappa via ora. Pallone sul primo palo con Citro che non è riuscito neanche a sfiorare. Bagua, Rajcevic, pallone leggermente arretrato, Petkovic se lo riprende. Petkovic guarda la porta, poi inventa per Eramo, Vigorito la lascia lì, poi Citro. Laverone insiste, Citro se la riprende solo per un attimo, alla fine allontana Moretti. Altra palla gol per il Trapani. Si abbassa Petkovic, riceve il croato, poi scambia con Coronado. Rizzato, ancora Coronado, arriva prima sul pallone di Moretti, costretto però ad arretrare la propria posizione. Poi anche Ebagua, dargli un po' di fastidio il cross deviato in calcio d'angolo. Il primo di questa ripresa è a favore del Trapani. Questo è l'inserimento di Eramo con la parata di Vigorito, poi arriva Laverone che da terra va giù, Citro, alla fine il Trapani non è riuscito a calciare in porta. Corner per i ragazzi di Cosmi. Pagliarulo e Scognamiglio sono dentro.
va proprio a Scognamiglio di testa, lasciato completamente solo dalla difesa del Vicenza, è arrivato indisturbato sul pallone, non è riuscito però a trovare la porta di Vigorito. Guardate qui, salta praticamente da fermo, salta praticamente da solo, spinto da Sampirisi. Vigorito, Rajcevic, cartellino giallo anche per il montenegrino, gomitata Pagliarulo. Braccio largo, Ghersini aveva la visuale completamente libera. Anche qui nulla da dire, giallo giustissimo. Rizzato, Coronado, Adejo la prende con il petto, poi si gira, la mette in fallo laterale. 2 gol in 7 minuti, 1-2 micidiale per la squadra di Marino, che ha accusato in non poco il colpo, il doppio colpo, soprattutto dal punto di vista psicologico e soprattutto per il modo in cui sono arrivati i 2 gol, con 2 palloni persi abbastanza ingenuamente a centrocampo. Ebagua, Rajcevic, Laverone, dall'altra parte Galano, sta arrivando anche Sampirisi, il cross è per Galano, di testa la prende Fazio, poi di testa anche Pagliarulo, chiama e fa suo il pallone Nicolas. Ha perso 4-0 a Novara la scorsa settimana il Vicenza, ha pareggiato l'ultima giocata qui al Meti 1-1 con la Provercelli, quella prima l'aveva persa in trasferta a Crotone 2-0, quella ancora prima l'aveva pareggiata qui in casa 0-0 con l'Avellino. Insomma, l'ultima vittoria è datata 19 gennaio, 1-0 a Perugia, secondo successo consecutivo dopo il 2-1 interno con il Modena del 16 gennaio. Da allora il Vicenza non ha più vinto. Se non altro però nelle ultime 2 giocate in casa sono arrivati 2 pareggi. Insomma, il Vicenza deve risistemare questa partita, il Trapani invece deve continuare a sognare in grande. Signori, Laverone rallenta Ebagua per non finire fuori gioco, la gira bene di testa al centro per Rajcevic, prova a contenerlo Pagliarulo, raddoppia Rizzato, ancora Rajcevic contro 2, le finte di Rajcevic sul fondo, Pagliarulo anche con un po' di fortuna, il rimpallo lo favorisce. Rimessa laterale per il Vicenza, se ne sono andati i primi 310 secondi di questa ripresa, e ancora sotto il Vicenza, 2-1 vince il Trapani. Signori, Ligi, Brighenti, Moretti, Signori, Brighenti, movimento di Galano, Sampirisi, eccolo Galano, Brighenti, Ligi, taglia tutto il campo, non lo fa con precisione, ha anticipato Laverone, buona chiusura di Rizzato, poi Adejo in anticipo su Petkovic, e Petkovic è l'ultimo a toccare il pallone, la rimessa per il Vicenza. Ligi, Moretti, Signori, Brighenti, solito taglio esterno di Galano, solito scambio invece di Brighenti con Sampirisi, anche da quella parte però c'è poco spazio. Signori, Moretti, azzannato da Nizzetto, costretto a tornare dietro da Adejo, Laverone contro Rizzato, Laverone, Moretti di prima per Rajcevic, lascia rimbalzare il pallone, poi controlla Rajcevic, spalla alla porta, cerca un po' di spazio, Rajcevic chiede un tocco con un braccio da parte di Nizzetto, che fa ripartire in contropiede il Trapani. Si propone Coronado, servito sulla corsa il brasiliano. Petkovic, posizione defilata, anche lui va profondo a cercare Citro, è un passaggio per Vigorito che blocca il pallone. Rivediamo Rajcevic, no, stomaco di Nizzetto, non mano. E anche se da questa inquadratura invece rimane qualche dubbio, comunque i 2 erano molto vicini, il braccio inizialmente di Nizzetto sembrava attaccato al corpo. Episodio non facile questo da valutare anche per Ghersini, ci fidiamo di lui. Il cross di Sampirisi, Rajcevic prova a prendere posizione su Scognamiglio,
cliente molto scomodo nel gioco aereo. In uscita Nicolas, Rizzato, Petkovic parte sempre molto lontano dalla porta, Adejo lo disturba, Coronado, Fazio. Già pronto il primo cambio di questa partita, è pronto a fare il suo ingresso in campo Alessio Vita. E lui la prima scelta di Marino per provare a recuperare il match con il Trapani. Petkovic, Coronado con un tacco elude il ritorno di Signori, poi Ebagua va a sbattere su Petkovic, contatto regolare. Coronado, ancora Petkovic, alla fine Galano inseguito da Lito Fazio. Galano in orizzontale attraversa tutto il campo, alla fine perde palla. Fazio ricomincia dal suo portiere, ricomincia da Nicolas che controlla e poi rinvia. Eramo, pallone morbido scusate, sulla corsa per Coronado, 1 contro 1 con Adejo. Le finte del brasiliano, la chiusura del nigeriano, la rimessa è a favore del Trapani. Prima però il cambio. Fuori Laverone e dentro Alessio Vita. E ora il Vicenza è ancora più offensivo di prima. Il Vicenza sul numero 27, Laverone, con il numero 16, Alessio Vita. 17ª in stagione per Alessio Vita. Un gol segnato tanto di testa. Eramo gioca con Rizzato che non può tenere in campo il pallone, la rimessa laterale a favore del Vicenza. Da capire ora come si sistemerà Marino. Potrebbe anche giocare con un 4-2-4 con Sampirisi abbassato in difesa, con Signori e Moretti in mediana e con Vita e Galano larghi in avanti ed Ebagua e Rajcevic al centro dell'attacco. Briganti, Vita è largo a sinistra, dall'altra parte c'è Galano, Briganti si accentra, arriva solamente ora Ebagua, arriva solamente ora anche Rajcevic. Galano contro 4, da quella parte non c'è spazio, allora fuori per Sampirisi che va al cross con Vita che non arriva. Signori, Moretti dalla distanza, Nicolas e il pallone che termina sul fondo. Anche qui da oltre 25 metri Federico Moretti ha impegnato seriamente Nicolas, non è arrivato neanche benissimo sul pallone che è schizzato fuori per fortuna del Trapani, per sfortuna del Vicenza. Galano dalla bandierina, anche Adejo in mezzo, il colpo di testa è di Ligi, poi Pagliarulo con Petkovic che vuole uscire, palla al piede a testa alta dalla propria area di rigore, Ligi lo rimonta, gli porta via il pallone senza commettere fallo. Galano è partito a destra, di testa però la prende Scognamiglio. Rizzato, direi che Sampirisi si è abbassato in difesa, gioca da terzino destro, quello è il suo ruolo, con Adejo e Ligi centrali, con Briganti a sinistra, poi Signori e Moretti sono a centrocampo con 4 attaccanti di fatto per il Vicenza che vuole assolutamente segnare il gol del 2-2. Signori, Sampirisi, Moretti, Briganti, alto a sinistra, lo serve Moretti, Briganti, movimento di Alessio Vita, ignorato però da Briganti che torna al centro da Moretti, è lui il play del Vicenza, tocco morbido sulla sinistra per Rajcevic che va a sbattere su Perticone, poi era quasi riuscito con un miracolo a tenere il pallone in campo, rimessa dal fondo per il Crotone, scusate, per il Trapani. Anche se da questa inquadratura sembra più un 4-3-3 quello della Vicenza, forse in fase di non possesso, poi quando riparte la Vicenza Alessio Vita si alza per andare ad attaccare lo spazio a sinistra con Galano a destra, ripeto, ed Ebagua Rajcevic al centro dell'attacco. Sampirisi, Moretti, Ebagua si stacca da Rajcevic, riceve, parte da lontano, poi perde palla Ebagua, la recupera il Trapani con Petkovic. Buona difesa del pallone su Moretti, ancora Petkovic, Moretti da dietro, gli sporca il pallone in fallo laterale, i ritmi sono tornati alti, direi soprattutto per merito del Vicenza che sta attaccando con buona continuità, rischiando però sempre qualcosa sulle ripartenze della squadra di Serse Cosmi.
qui la gira Petkovic, non può arrivare Citro, di testa la prende Ligi, Brighenti e poi Vigorito. Ligi, Vigorito, Brighenti, Fazio direttamente in fallo laterale, lascia vita a Signori, va lui con le mani, Brighenti, Ligi, Sampirisi, sulla sua verticale c'è Galano, è partito Ebagua, si passa però da Galano, al centro c'è Moretti, Galano per Moretti, si butta dentro Galano, lo cerca Moretti, Galano! Fuori, ma di poco, c'è stata anche deviazione, sarà calcio d'angolo. Splendida azione della Vicenza, 1-2 Galano che la dà, Moretti senza neanche guardare Galano, tanto sa che andrà lì ad attaccare la profondità, tocco morbido a scavalcare Scognamiglio, poi Pagliarulo in azione di disturbo su Galano, deviazione, calcio d'angolo per il Vicenza. Galano dalla bandierina, per poco non arriva a Dejo, poi Moretti la rimette dentro, protesta Ligi, dice di continuare a giocare Ghersini. Immagini queste che avete appena visto, che obiettivamente parlano da sole. Un momento molto difficile per il Vicenza, per la classifica, per quanto sta accadendo alla società, ma i tifosi questi non stanno mancando, non stanno facendo sentire la loro mancanza ai giocatori in campo. Ancora Moretti ad inventare per Rajcevic, per Ticone, si allunga e di testa la mette in calcio d'angolo. Ha preso metri il Vicenza, sta prendendo coraggio e consapevolezza del fatto che può pareggiare questa partita, stando però sempre molto attenta alle ripartenze del Trapani. Da destra o da sinistra cambia poco, c'è sempre Galano che va a cercare Rajcevic, la prende Brighenti, è un passaggio a Nicolas che blocca senza fatica. Di testa Ligi, Vita lotta con Fazio, Brighenti, è andato giù Rajcevic, meno di mezz'ora al 90esimo, questo è il fallo di Perticone, poi raddoppio irregolare anche di Nizzetto su Filip Rajcevic, battuto il calcio di punizione. Moretti, Citro intercetta, alla prossima cambio, riparte Trapani, Coronado trattenuto per la maglia da Ebagua che deve fare attenzione, è stato ammonito nel primo tempo, rimane giù Coronado, trattenuta evidentissima peraltro a rallentare il contropiede del Trapani, ha rischiato molto Giulio Ebagua che si è fatto ammonire in modo molto ingenuo dopo neanche 5 minuti dal fischio d'inizio. Fuori Igor Coronado e dentro con la 5 Scozzarella. Autore del gol del 2-1 Igor Coronado, prende gli applausi dei suoi pochi tifosi presenti quest'oggi a Vicenza, li ricambia. Fuori Coronado, dentro Scozzarella. Gioca dallo scorso 27 febbraio Scozzarella, l'ultima apparizione in Trapani Salernitana 1-1 della 28esima giornata. Giocherà gli ultimi 30 minuti di questa partita. Rizzato controlla con un braccio, se ne è accorto Ghersini, calcio di punizione per il Vicenza. Ligi, Adejo, Sampirisi, Ligi, Sampirisi,
Moretti ha provato a farsi trovare tra le linee, aveva capito tutto, però Petkovic, partita di sacrificio quella dell'attaccante croato, classe 94, è arrivato a Trapani a gennaio dall'Entella, con cui ha segnato l'unico gol di questo campionato e curiosamente lo ha realizzato proprio contro il Trapani. Entra Giacomelli intanto nella Vicenza ed esce Moretti. Giacomelli a segno nel match del girone di andata. Cinque gol per lui in campionato fino a questo momento. Petkovic a questo punto credo si abbasserà a centrocampo Alessio Vita. Sarà comunque un Vicenza ancora più offensivo. Vita per il momento se ne va a destra e si prende anche il cartellino giallo per il fallo reiterato ai danni di Bruno Petkovic. Calcio di punizione per il Trapani. Contemporaneamente in campo ora nella Vicenza Vita, Ibagua, Rajcevic, Galano e Giacomelli. Questo è l'intervento di Vita su Petkovic, che è stato il calcio di punizione a favore del Trapani e il cartellino giallo per il 16 Di Marino. Due uomini in barriera con 4 giocatori del Trapani all'interno dell'area di rigore. C'è Ligi su Petkovic, anche al taglio di Pagliarulo, anche al movimento di Scognamiglio. Punizione deviata, Pagliarulo gli contende palla a Rajcevic, poi Galano che rilancia in avanti, Giacomelli va giù nel contatto con Fazio. È rimasto giù anche un giocatore del Trapani. Ligi va a cercare Giacomelli che si disinteressa del pallone, cerca più il corpo di Perticone che se la cava di testa. Citro non aggancia Fazio. Rimessa laterale per il Vicenza. Sampirisi. Sì, Vita sta giocando a centrocampo con Signori. Galano si è spostato a destra, a sinistra ovviamente c'è Stefano Giacomelli, servito ora da Brighenti. Giacomelli prova ad andarsene a Fazio con un fallo, Lito Fazio, calcio di punizione per il Vicenza. Due cambi per il Vicenza, uno solo invece per il Trapani, con Scozzarella che ha rilevato Coronado qualche minuto fa. Vita, Galano, chiama palla Sampirisi che porta via l'uomo, Galano, pallone rimbalza, bravo Nicolas a tenerlo lì. Giacomelli era completamente solo a sinistra, lo aveva guardato, visto quasi con la coda dell'occhio Scozzarella, che però poi si era accentrato. Vita, Adejo, Sampirisi. 25 minuti per le speranze del Vicenza, 25 minuti per le sofferenze del Trapani. Partita ancora apertissima, il Trapani vuole vincere per continuare a sognare i playoff. Il Vicenza ha bisogno della vittoria dopo 8 turni senza successi per rilanciarsi proprio in classifica, staccare il terzultimo posto. Fazio, intervento secco, deciso, pulito di Ligi in fallo laterale. Qualche problema per Fazio che si tocca la coscia destra. Petkovic si abbassa, trova l'ultimo tocco di Brighenti, guadagna l'out. Poi intervento di Brighenti da dietro su Petkovic. Calcio di punizione per i Trapani. Si rialza Petkovic. Direttamente sulle gambe di Petkovic Brighenti. Non ha potuto fare a meno di fischiare Ghersini. Scozzarella. Era partito Citro, che deve rientrare dal fuorigioco. Sono in linea Ligi e Adejo. Perde qualche secondo. Scozzarella fa infuriare i tifosi del Vicenza. Poi Scozzarella decide di ricominciare da Nicolas. Direttamente in fallo laterale. Una grande gestione del possesso questa da parte del Trapani. Con le mani Brighenti. Signori, Adejo. Sampirisi.
Rajcevic gioca di sponda, pallone però troppo defilato per Vita, in ritardo Galano, e allora Petkovic di testa anticipato da Adejo, ancora Petkovic, è partito rizzato a sinistra, accompagna al centro Eramo che la gioca di prima con Citro, sta arrivando velocissimo Lito Fazio, Citro prova con l'esterno delizioso a tornare proprio da Fazio, Giacomelli in chiusura, rimessa laterale per il Trapani. Si allontana Perticone, una volta arrivano i fischi della Menti per i giocatori del Trapani, che chiaramente proveranno a guadagnare più secondi possibili per concedere meno occasioni alla Vicenza. Sampirisi, Vita, Brighenti, arriva in chiusura Eramo, Giacomelli, Signori, pallone corto intercettato da Fazio, davanti però per il Trapani non c'è proprio nessuno. Ligi, Adejo, Vita, Galano e Sampirisi, aspettano Nizzetto e Rizzato. Ebagua, Rajcevic controlla al limite dell'area di rigore, poi va ancora da Ebagua, con l'esterno Ebagua, Nicolas ci mette il piede, Nizzetto rinvia, Ligi, Brighenti, bella accelerazione di Giulio Ebagua che era un po' sparito nel corso di questa ripresa, cominciata alla grande, ha sfiorato un gran gol dopo pochi minuti dal fischio d'inizio di questa partita. Sampirisi senza fallo su Petkovic, altro intercetto dei centrocampisti del Trapani. Citro torna da Petkovic, sterza su Sampirisi, Citro controlla con il petto, occhio perché c'eravamo dall'altra parte completamente solo, lo cerca ma non lo trova Citro perché tra i due c'è Alessandro Ligi che mette il calcio d'angolo. Questa è l'azione precedente con Rajcevic, tocco perfetto per Ebagua che scappa via, ha rischiato anche Rizzato perché ha allungato la gamba nel tentativo di prendere il pallone, avesse preso la caviglia di Ebagua ci sarebbero stati pochi dubbi, sarebbe stato calcio di rigore per il Vicenza. Poi bravissimo Nicolas con Ebagua che con l'esterno non è riuscito a mettere dentro. Quarto corner a favore del Trapani, 24:57 sul cronometro. Scognamiglio di testa, di fatto prolunga per Citro che tocca dietro per Eramo. Citro, ancora Citro, riceve da Scozzarella, Vita ha toccato il pallone, deve evitare calcio d'angolo, mette in fallo laterale. Petkovic, rimessa dal fondo, Vita, di testa Fazio, rimessa laterale per il Vicenza. L'invito dei tifosi di casa ai giocatori del Vicenza a tirar fuori un po' di coraggio. Pallone lungo per Ebagua, Citro, Petkovic, occhio perché è partito Citro a sinistra, lo ha visto Petkovic, è servito sulla corsa, Citro contro Ligi, non passa, ha preso anche un colpo alla nuca Ligi, nulla di grave, buona chiusura. Adejo, Signori, Vita, Sampirisi, si accentra Sampirisi, fermi lì davanti Rajcevic ed Ebagua che ora cominciano a essere anche un po' stanchi. Vita, Galano si abbassa, prova lui ad inventare qualcosa, Ebagua, spalle alla porta, buona difesa del pallone, si avvicina proprio Galano ma c'è Rajcevic che apre per Giacomelli, va con il destro a giro, in tre a chiuderlo, poi Ebagua prova a sfondare al centro, Perticone, Rajcevic in spaccata mette il pallone sul fondo. Non si era alzata qui la bandierina di Soricaro perché c'è stato un rimpallo con una giocata che poteva essere considerata volontaria. Vediamo un po'. Eh sì, qui praticamente va Scozzarella ad allontanare ma c'entra il pieno sul volto Perticone. Questa è una giocata che di fatto rimette in gioco Rajcevic che però poi in precarie condizioni di equilibrio non riesce a mettere
alle spalle di Nicolas. Adesso secondo tempo comunque positivo per il Vicenza, che sta provando a pareggiare la partita. Signori, Giacomelli agganciato, va giù, è stato lui però a commettere fallo sul Lito Fazio. Il calcio di punizione per il Trapani. Terzo e ultimo cambio per il Vicenza. Dentro Sbrissa e fuori Signori. Le sta provando veramente tutte Pasquale Marino. Anche Sbrissa ha caratteristiche molto più offensive rispetto al giocatore appena uscito, vale a dire Francesco Signori. Con il tacco intanto Citro ad inventare per Petkovic, poi Brighenti in scivolata e Bagua prolunga per Rajcevic, fa correre a destra Sampirisi, c'è spazio davanti a Sampirisi, prova a sfruttarlo il 31, ora arriva in chiusura Nizzetto. Sampirisi decide di andare dentro, Sbrissa tocca il primo pallone della sua partita. Vita, Rajcevic e De Bagua ad aspettare in mezzo, Rajcevic stava per arrivare, anticipato da Pagliarulo, calcio d'angolo per il Vicenza. Cambio anche per il Trapani, fuori Citro e dentro Montalto. Applausi per Citro, gran gol il suo, bello anche l'assist per la giocata di Coronado, che poi ha permesso al Trapani di ribaltare il risultato. Dentro Adriano Montalto, maglia numero 8, classe 88, alla 32esima presenza in carriera in Serie B, 3 le reti, 2 quest'anno. Dunque ha esaurito i cambi Marino, ne resta ancora uno a disposizione invece di Cosmi. Galano prova ad arrivare Brighenti, alle sue spalle c'è Giacomelli che la rigioca dentro, altra deviazione, altro calcio d'angolo per il Vicenza. Non ha alcuna intenzione di issare bandiera bianca, di arrendersi, vuole pareggiare questa partita. Giacomelli, in uscita Nicolas, arriva in alto di tutti, blocca il pallone, lo toglie dalla testa di Ebagua. 15 minuti, poco meno al 90esimo. Non può arrivare Petkovic, che poi rischia anche di cadere all'interno della panchina dove sono seduti i suoi compagni. Ha frenato all'ultimo Bruno Petkovic. Vita, Sampirisi, Galano, Sampirisi si propone, riceve in chiusura Nizzetto, Sampirisi lo salta, Sampirisi il cross, Ebagua prova a controllare 3 volte Ebagua, il palleggio di Ebagua, poi Giacomelli anticipato da Fazio, che è cresciuto tantissimo nel corso di questa partita. Con il passare dei minuti aveva cominciato in un modo un po' troppo timido. Montalto tocca il primo pallone della sua partita. Il vicino c'è Rizzato, scambiano i due, Montalto è più fresco di Sampirisi, va in mezzo con Vigorito che la tiene giù. Aveva attaccato sul primo palo proprio Lito Fazio. Giacomelli passa su 2, c'è Galano che è partito a destra, c'è Bagua che invece è venuto incontro al centro, spinto da Fazio. Giacomelli, immagino arriverà il cartellino giallo anche per Lito Fazio, che poi va a dare il 5 proprio a Giacomelli. 7° cartellino giallo di questa partita, 5 per il Vicenza, 2 per il Trapani. Non era diffidato Fazio. Placcaggio stile football americano di Fazio su Giacomelli, che è andato giù. Sbrissa, Brighenti, Giacomelli, cross messo fuori di testa da Perticone, poi Brighenti vuole difendere il calcio d'angolo, ci riesce, non ha neanche sfiorato Fazio. Allora sarà corner per i padroni di casa. Galano dalla bandierina, Giacomelli aspetta fuori, 1, 2, 3, 4, 5 giocatori in maglia bianca nel cuore dell'area di rigore del Trapani. Non arriva di testa a Dejo.
Sampirisi torna a sinistra da Giacomelli, uncino perfetto quello del 10 del Vicenza. Poi il cross di prima di Brighenti con Ebagua che prova a prendere posizione su Scognamiglio. Intervento poi durissimo di Brighenti su Montalto, rosso diretto e Vicenza in 10 a 13 dalla fine di questa partita. Espulso Nicolò Brighenti, espulso il capitano del Vicenza. La squadra di Marino giocherà l'ultima parte di questa partita con l'uomo in meno. Ancora a terra Montalto, speriamo non si sia fatto tanto male. Brutto intervento, molto brutto. Brighenti va sul pallone, consapevole però del fatto che sotto il pallone ci sono anche le caviglie del suo avversario. Montalto peraltro stava per rinviare. Mamma mia, ha rischiato veramente di spaccarsi una gamba qui Montalto. Entrata decisa, durissima quella di Brighenti, meno cattiva però di quanto onestamente fosse sembrata live, nel senso che se non altro Brighenti ha provato a prendere il pallone, ha preso anche il pallone ma rischiando veramente di spaccare una gamba a Montalto. Montalto che infatti indica i segni dei tacchetti del suo avversario. Montalto che sta zoppicando tantissimo, vedremo se sarà in grado di continuare la sua partita. Cosmi comunque a disposizione ancora un cambio. È molto arrabbiato Montalto, anche perché si sarà sicuramente spaventato tantissimo. Vicenza in 10, si fa ancora più in salita ora per la formazione di Marino. Sbrissa, Vita, Sbrissa, Vita, Giacomelli, ancora Vita, punta all'uomo, Vita in mezzo a due, Vita con il destro, pallone sul primo palo, non arriva Rajcevic, Nizzetto, Scozzarella, occhio al break per il Trapani, è scopertissima la difesa del Vicenza, è 3 contro 3. Scozzarella apre a destra per Petkovic, rimontato da Vita, Petkovic accelera, lascia sul posto Vita, Petkovic controlla sulla linea di fondo, poi riesce con un trick meraviglioso a riprendersi il pallone. Petkovic con la suola, Petkovic fuori, Nizzetto, la sassata di Nizzetto alta sopra la traversa di Vigorito. Azione infinita di Petkovic che qui la tiene in campo, poi prende un rischio Vita cercando di togliere il pallone, ancora Petkovic con 2 occhi tatuati dietro la nuca, ha visto arrivare Nizzetto, ha messo il pallone sul destro, Nizzetto ha sprecato. Rajcevic, Fazio, Vita, Giacomelli contro Fazio, Vita sul fondo, cross morbido, stava arrivando Rajcevic e per poco non segna il gol del 2-2 il Vicenza. Adesso Sampirisi, insiste il Vicenza, Petkovic però ha capito tutto, mette il gambone davanti a Sampirisi e va a riprendersi palla. Ha giocato un'ottima partita Petkovic, non ce la fa più, riesce comunque ad andare in verticale da Montalto che si è ripreso e scappa via in velocità ad Adejo. Lo rimonta il nigeriano, Montalto contro Adejo, raddoppio efficace di Sbrissa, si rialza Montalto, sbaglia tutto però il Vicenza con Lito Fazio che difende la rimessa laterale, poi Fazio viene a dare un bacino alla telecamera, spinto anche un po' da Alessio Vita. Questa è l'azione precedente, il cross proprio di Vita, traversa di Rajcevic. Vicenza anche sfortunato, traversa di Rajcevic con Scognamiglio che si era fatto sorprendere dall'attaccante montenegrino. Galano in 10 contro 11 continua ad attaccare il Vicenza. Galano si riprende il pallone, Galano contro 2, cerca il fondo, trova la chiusura di Rizzato, guadagna rimessa laterale. Andrà Sampirisi con le mani, è diventato lui il capitano dopo l'espulsione di Nicolò Brighenti. Galano, pallone alto, Giacomelli prende posizione, trattenuto da Fazio,
era vicino Ghersini, va bene così per l'arbitro della sezione di Genova, e ora guarda anche male Giacomelli. Arriva la stretta di mano tra Giacomelli e Pagliarulo. Beh, direi che questa stretta di mano la dice lunga. Per carità, qui il contatto c'è, però onestamente mi sembra più Giacomelli che accentua il tutto. Fazio a trattenere l'avversario, dall'altra parte Eramo, in mezzo c'è Petkovic, Eramo lo ha visto, va dall'altra parte, il fischio di Ghersini, c'era stato un fallo proprio di Petkovic che si era liberato attaccando la profondità di Ligi con un intervento irregolare. Vediamo un po', qui Petkovic, la palla molto bella sulla destra, no, è Montalto che trattiene Ligi. Ha visto bene Ghersini, fallo in attacco, calcio di punizione per il Vicenza, 38:20 sul cronometro, Vicenza in 10 e sotto di un gol. Sbrissa. Il cross dalla destra per Rajcevic che sfiora, Fazio prende anche questa. Ligi. Adejo. Sbrissa. Certo che con l'uomo in più Trapani potrebbe provare a gestire un po' meglio i possessi. Qui sbaglia tutto Galano, anche lui molto stanco, nel senso che da questi ultimi minuti sembra quasi che la squadra in 10 sia il Trapani e non il Vicenza. Trapani da questo punto di vista deve sicuramente ancora crescere moltissimo. Sei in vantaggio di un gol, stai giocando con l'uomo in più, dovresti essere tu a fare la partita, a gestire il possesso, a far passare i secondi. Invece il Trapani si è schiacciato nella propria metà campo a spazzare tutti i palloni che arrivano dalle parti di Nicolas, di fatto rischiando ogni volta che il Vicenza attacca. Ripartenza ora per il Trapani con Nizzetto, lo affronta Sampirisi, il cross di Nizzetto, Montalto ci arriva anche Vigorito che tiene il pallone in campo. Il cross, il colpo di testa di Montalto disturbato da Ligi. Vigorito non può arrivare di testa a Rajcevic. Sbrissa, sbaglia. Montalto prende la spinta di Adejo, lascia Scozzarella. Petkovic, Ceramo che chiede palla a destra, ignorato, si torna da Scozzarella. Eramo, Scozzarella, Eramo, Scozzarella di prima, ora bene il Trapani con Fazio che poi va a commettere fallo su Giacomelli. Se non altro ha mantenuto il possesso per più di 10 secondi il Trapani, ha fatto valere l'uomo in più, ha provato a gestirlo, alla fine però ha controllato male Fazio, forse hanno un po' esagerato i tre con il Torello ai danni proprio di Giacomelli. Palleggio non riuscito a Fazio, Giacomelli si è inserito e è andato giù, ha preso il fallo, calcio di punizione già battuto. Sampirisi e Bagua contro due, contro Rizzato e Scognamiglio. Ancora Bagua, tiene lontano Rizzato, va in mezzo, Rajcevic però è troppo lontano. Ligi, Sbrissa, Adejo, Sampirisi, Adejo, Ligi, Vita, lo insegue Petkovic, Giacomelli, 10 contro 10, o meglio il 10 del Vicenza contro il 10 del Trapani. Adesso Sampirisi, in mezzo è Bagua e Rajcevic, si butta dentro anche Galano, pallone proprio per Galano, arretrato. Montalto fa salire Scozzarella con Eramo che è già partito velocissimo, prova a raggiungerlo il suo compagno, Sbrissa in chiusura a mettere il pallone sulla destra per Sampirisi. Ligi, Giacomelli si gira, rallentato Giacomelli, trattenuto per la maglia, il fallo, vediamo un po' di chi è, di Giacomelli. Alla fine sì, però secondo me all'inizio c'erano le trattenute di Perticone. Si prende il giallo Giacomelli. Sesto giocatore del Vicenza ammonito, però secondo me era da fischiare. Contatto precedente, cui la parte del cattivo l'aveva fatta proprio Perticone, un po' stizzito Giacomelli alla fine. Prima
strattonato l'avversario, poi lo ha spinto. Petkovic, Sbrissa da dietro, Petkovic va giù, Sbrissa si rialza, anche Petkovic, il fallo lo ha commesso l'attaccante del Trapani, il calcio di punizione a favore del Vicenza. 42-30 sul cronometro, tra poco il recupero, tra poco il 90°. Sampirisi, lungo per Rajcevic, non prende neanche questa di testa. Giacomelli, cross sul secondo palo, non la prendono né Rizzato né Scognamiglio, con Scognamiglio che litiga con Nicolas, voleva che il brasiliano gli chiamasse il pallone. Con un grande impatto sulla partita di Stefano Giacomelli. Rinvio di Nicolas, di testa Sampirisi, Sbrissa, Sampirisi, Ebagua in orizzontale per Rajcevic, pallone arretrato, allontanato da Pagliarulo. Sampirisi, lascia Scognamiglio, Pagliarulo difende l'uscita di Nicolas, in ritardo Rajcevic con calma, il portiere brasiliano del Trapani. 80 secondi al 90°. Sampirisi, Vita, Giacomelli, se ne va Fazio, questa volta il fallo è di Fazio, calcio di punizione per il Vicenza. Non arriva di testa Rajcevic, ci arriva Scognamiglio, poi Nizzetto che prolunga per Petkovic, ancora una volta prova a far salire i suoi compagni, ma è bravissimo Adejo con le buone a portargli via il pallone. Poi è Bagua che prolunga di testa, Giacomelli di testa, anche lui. Rajcevic apre sulla sinistra per Galano, generosissimo Galano, non ne ha più ma arriva comunque sul pallone, riesce anche a metterlo dentro. E Bagua, e poi Giacomelli che calcia, forse Bagua ha toccato con una mano, occhio però perché è rimasto giù un giocatore del Trapani, si spiegano Bagua e Scognamiglio. Perticone dice stai tranquillo, stai calmo, vediamo un po' cosa è successo. Ha preso un bel colpo alla testa sull'attacco centrale di Ebagua. Scozzarella, guardate qui, va a cercare il pallone, arriva Ebagua, boom, con il braccio sul volto di Scozzarella. 5 minuti di recupero intanto concessi da Gherzini, già cominciati. Fallo in attacco di Ebagua, fortunatamente Scozzarella si è già rialzato, un po' stordito, messo KO da Ebagua. Calcio di punizione per il Trapani, ora continuano a dialogare Pagliarulo, Scognamiglio ed Ebagua. Scozzarella deve per il momento abbandonare il campo, allora per qualche istante si giocherà in 10 contro 10, anche se Scozzarella si sta sbrigando per arrivare a centrocampo. Nicolas, si giocherà fino al 50. Petkovic da solo contro 5 difensori del Vicenza, riesce comunque a creare un po' di fastidio. Sbrissa, Sampirisi, tocco morbido in avanti per Rajcevic, riesce a mettere giù bene con il petto, poi da terra con la punta voleva andare da Giacomelli. Vigorito, Adejo, Sampirisi, Rajcevic dentro per Ebagua. Pagliarulo ancora una volta usa il fisico per difendere l'uscita di Nicolas. Secondo me Cosmi non sarà molto soddisfatto della seconda parte di questo secondo tempo. Ripeto, in 11 contro 10 il Trapani avrebbe dovuto gestire molto meglio il possesso. Ci prova ora con Eramo che porta a spasso Sbrissa, poi prende la spinta di Sbrissa, contatto regolare per Gherzini. Sbrissa, pallone corto e a metà strada tra Ebagua e Rajcevic. Fazio, Petkovic, Montalto contro Ligi, arriva la segnalazione di Del Giovane, la spinta questa volta è giudicata irregolare, calcio di punizione per il Trapani. Quando se ne sono andati
primi 135 secondi dei 5 di recupero concessi da Ghersini. 2,5 alla fine di questa partita. Ultimo cambio per il Trapani, fuori Petkovic, dentro Ciaramitaro con la 14. Molto stanco Petkovic, che a mio giudizio ha giocato una buona partita. Montalto la vuole tenere lì il Trapani. In due vanno ad attaccare l'8 della squadra di Cosmi, che è brava a guadagnare quantomeno la rimessa laterale, e passano i secondi. Ancora Montalto, lotta con Giacomelli e Vita, pallone arriva ad Eramo, Vita, Giacomelli, Vita passa davanti al suo compagno, accelera Vita, poi la chiusura proprio di Ciaramitaro che mette il pallone in fallo laterale, trovando peraltro la deviazione proprio della 16 del Vicenza. L'out è per il Trapani. Meno di 90 secondi al fischio finale di Ghersini. Forse lascerà giocare per altri 30 secondi, considerando che durante il recupero è arrivato il terzo ultimo cambio per il Trapani. Montalto lotta con Giacomelli, poi la reazione di Giacomelli. Finale di gara molto nervoso. Il rinvio di Vigorito e Bagua con il petto lontano però da Rajcevic. Montalto insegue il pallone, Ligi sull'attaccante del Trapani a coprire l'uscita di Vigorito. Dall'altra parte Scugnamiglio ancora una volta a spazzare il più lontano possibile. 42 secondi e poi sarà finita. Sampirisi sbrissa, forse questo è l'ultimo pallone a disposizione della Vicenza. Nicolas con un brivido riesce non solo a bloccare il pallone ma soprattutto a tenerlo all'interno dell'area di rigore. Uscita coraggiosa questa da parte del brasiliano con Scognamiglio che aveva fatto blocco su Ebagua. Poi Nicolas perde per un attimo il pallone, con metà corpo finisce fuori con la mano e col pallone, però resta all'interno della sua area di rigore. 10 secondi allo scadere dei 5 di recupero. Montalto contro Adejo, vuole difendere il possesso per questi ultimi secondi. Montalto, la rimessa è per il Trapani. Adejo non è molto d'accordo. Scaduti 5 di recupero, credo a questo punto ne manchino solo 25. Rimessa dal fondo, 18 secondi, 17, 16, 15, deve sbrigarsi Vigorito. Tanto sta per andarsene Cosmi, sta per raggiungere ora può i suoi ragazzi nello spogliatoio del Trapani. Perticone mette direttamente in fallo laterale, tempo scaduto, arriva il terzo successo consecutivo in trasferta per il Trapani, arriva la seconda sconfitta di fila per il Vicenza. È notte fonda per la squadra di Marino, può veramente continuare a sognare ad occhi aperti quella di Cosmi, perché i playoff sono sempre più vicini. Ci fermiamo un attimo, Super Spot. Dopo Perugia e Pescara il Trapani vince anche a Vicenza 2-1. Brighenti per il Vicenza al 17esimo del primo tempo, poi in 7 minuti sempre nel primo tempo tra il 36esimo e il 42esimo prima Citro e poi Coronado che consegnano 3 punti molto importanti per la classifica della Trapani, che è decimo a -3 dal Bari nono e a -4 da Entella e Brescia, che condividono il settimo e l'8º posto. Insomma il Trapani, quando mancano ancora tante partite alla fine di questo campionato, è a -4 da playoff. Deve assolutamente dare una svolta alla propria stagione il Vicenza già dalla prossima, che giocherà sempre qui in casa contro il Cagliari. Il Vicenza rimane al terzultimo posto, a -2 dai play-out, a -4 da Ascoli e Modena, che in questo momento stabiliscono la quota salvezza. Brighenti, poi Citro e poi Coronado, 3 gol. È stata una bella partita. Da Davide Polizzi, dal Menti di Vicenza è tutto. Grazie.